Carissime amiche, carissimi amici, nuovo appuntamento con Cecco e Libertà, puntata del fine settimana dedicata alla Triestina. Un saluto a Franco, ciao Franco. Ricordiamo oggi c'è stato a Trieste il passaggio del digitale terrestre, quindi non si becca più il segnale analogico ma solo digitale, però visto che Cecco e Libertà va in onda su supporto informatico su YouTube e su Facebook, questo problema non c'è, ci vedrete comunque, sia che eravate analogici sia che eravate digitali. Dedicheremo una puntata specifica sul digitale terrestre che appunto avremmo dovuto parlarne oggi, però oggi parliamo a Triestina, per cui rimandiamo un appuntamento la prossima settimana, appuntamento che faremo con Franco che ci ha dato sua disponibilità e andremo un po' a vedere le differenze che ci sono con questa nuova tipo di televisione, i programmi che si vedono e anche i servizi. Sì. Detto questo, Franco, siamo reduci da una sconfitta per 1-0 col Grosseto, una sconfitta che fa male. Io ho detto una delle peggiori partite televisive di quest'anno. Certamente. E abbiamo già discusso questo nella puntata scorsa e purtroppo non abbiamo visto grossi aumenti di qualità nel gioco della Triestina, anzi si può dire che è un po' in regresso. Adesso vediamo se domani con una formazione rimaneggiata l'allenatore riuscirà a fare almeno un punto alla Cittadella. Filcon ancora fuori, Malagò è tornato disponibile, per cui ci sarà un certo cambio di difesa, magari si mette a rifiatare qualche giocatore che magari ha giocato negli ultimi momenti di più. La coppia della Rocca Godeas sabato non ha fatto assolutamente bene, per cui credo che debba far rigiocare Marchi e far uscire della Rocca. Sì, no, penso che farà giocare da quello che ho detto Marchi e della Rocca e Godeas fuori. Tu sei d'accordo? Avresti preferito della Rocca fuori dentro Godeas? Ma non so, perché non è che siano due grossi giocatori, per cui non saprei dire. La Triestina, ricordiamo, è il peggior attacco della Serie B, addirittura superato l'ultima giornata di campionato del Portogruaro, per cui un grossissimo problema è quello dell'attacco, che da poi l'ha sempre avuto con gli ultimi anni, non è che abbiamo mai segnato tonnellate di gol, a parte l'anno di Granoce che ha segnato da solo praticamente metà dei gol. Sì, purtroppo sì, ci siamo sempre stati molto restii nel andare in rete. Diciamo siamo tenuti a gara dalla difesa che tutto sommato l'ultima partita ha fatto abbastanza bene, sì. Per cui diciamo grazie a una difesa discreta riusciamo a raccogliere dei punti. Ricordiamo domani trasferta al Tombolato contro Cittadella che nel posticipo dell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 a Modena. Il Bomber più Vaccari ex Triestina sarà fuori, questo per la Triestina non potrà fare anche bene. Il Cittadella 2 punti in più, 19 contro Triestina 17. Bisogna sperare appunto di arrivare a quota 25 stagione d'andata, appunto per dopo ripetere, magari far meglio il giorno di ritorno, non avendo più l'handicap dell'inizio di stagione che abbiamo avuto con il ripescaggio all'ultimo momento. Sì, speriamo che Fantine riesca a acquistare qualche buon giocatore sul mercato per rifornire la rosa che abbiamo visto finora non essere l'attesa della situazione. Lunedì la settimana è partita bene con la riappacificazione tra i tifosi dei vari centri di coordinamento e la presidenza che hanno avuto un incontro di svariate ore. Speriamo appunto che la settimana iniziata bene possa concludersi ancora meglio con una bella prestazione a Cittadella. Un caloroso saluto da Luca e da Franco. Forza Unione.